faccio una prova per vedere se si sente doppio. Prova microfono, fra 10 minuti iniziamo. Fra 10 minuti iniziamo.
Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, tornati nuovamente per la 13ª volta quest'anno, per questa edizione. Con me sulla navicella c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutte le persone in ascolto. Restate intrappolati fino alla fine. Adesso ho provato anch'io un giochetto di parole come quelli di Gian. Brava, è vero. È vero. Ma mi vengono, vabbè. Sei Sì, tu il io l'ho maestro dei capita. giochi di parole. Esatto, l'ho capita, e quindi mentre noi ci accingiamo a volare verso la capitale, ascoltiamoci il primo brano, sempre della Patti, Che male fa. Che male fa stringere i denti per una volta, anche se so che del mio cuore poco ti importa. Vorrei rubarti un po' d'amore vero, tutto per me, e sei tra te e me c'è un mondo intero. Che male c'è? Per gioco, ma sei stato un po' anche mio, e con te vale la pena di tentarla un'avventura. Che male fa credermi amica per una sera, fingere anche così, dare tutto di me e non capire più tra falso e vero, in che spazio c'è. Un gioco che può essere pazzia, e con te mi sembra ancor più bella e strana l'avventura. Per gioco, ma sei stato un po' anche mio. Un gioco che può essere pazzia, e con te mi sembra ancor più bella e strana l'avventura. Per gioco, ma sei stato un po' anche mio. Che male fa Patti Scanferla con noi, e vogliamo, appunto, dicevo che andavamo alla capitale, abbiamo la nostra prima ospite da Roma, Margherita Maiani. Ciao Margherita. Ciao Gianluigi, ciao Rossella, buonasera.
Buonasera. Allora, Benvenuta a bordo. allora, Grazie. Margherita è la segretaria generale dei Plastic Free Onlus, un'associazione che si interessa, un'associazione ambientale in pratica, che in questi giorni, tempo fa, ha dato dei premi ai comuni per, non chiamiamoli comuni ricicloni, ma perché si sono distinti, no, in qualche attività contro la plastica. Spiegaci un attimino un po' cosa siete e com'è questa premiazione ai comuni. Certo. Allora, noi siamo un'associazione di volontariato, siamo tutti volontari, anche nelle cariche, diciamo, del direttivo, quindi dal presidente in giù siamo tutti volontari, poi abbiamo in realtà un ufficio con dei collaboratori perché abbiamo un reparto che si occupa di collaborazioni, fundraising, marketing, eccetera, perché ormai siamo strutturati, esistiamo dal 2019, quindi siamo relativamente giovani e siamo un'associazione che innanzitutto è italiana, è nata come italiana, ma adesso dall'anno scorso abbiamo dei rappresentanti in altri 40 paesi nel mondo. E nasce nel 2019 per volere del nostro presidente Luca De Gaetano, che insieme a un ristretto gruppo di amici fonda questa associazione prendendo atto di quella che è lo stato, insomma, la pericolosità dell'inquinamento, soprattutto della plastica monouso, perché noi ci chiamiamo Plastic Free e combattiamo l'inquinamento da plastica, ma siamo perfettamente consapevoli del fatto che esistono delle plastiche di cui non possiamo fare a meno, come le plastiche chirurgiche, quelle farmaceutiche ancora ci servono. Quella che è la più nefasta, diciamo, è la cosiddetta SUP, Single Use Plastic, che è tutta quella plastica che ha una vita estremamente ridotta, no? come tempo, e che è quella che più facilmente potrebbe essere evitata, perché noi con le nostre azioni sul territorio, noi dopo magari non so se volete approfondire, comunque agiamo su diversi fronti, no? Il primo è quello proprio concreto delle pulizie ambientali, così siamo nati e tuttora le facciamo su tutto il territorio. Siamo in Italia 1200 referenti sono quei volontari che si sono presi la briga di fare qualche cosa di più, di organizzare gli eventi di pulizia ambientale, di sensibilizzazione, di coordinare un po' le attività, e coordinano una rete che ormai è diventata di quasi 270.000 volontari su tutto il territorio. Sì, sono tanti, ne abbiamo in questi anni ne abbiamo raccolti tanti. Infatti abbiamo anche, insomma, dei numeri piuttosto importanti in termini di appuntamenti di raccolta. Ne abbiamo dal 2019 a oggi, tenendo presente che c'è stato di mezzo tutto il periodo della pandemia, abbiamo messo a terra più di 9.500 appuntamenti di pulizia ambientale, per una raccolta totale di 4.500 tonnellate circa, tra plastica e rifiuti, chiaramente, perché nel momento in cui andiamo a pulire qualcosa non è che lasciamo da parte il resto, raccogliamo tutto quello che c'è. Su segnalazione, su un passaggio personale in un luogo, e se uno dei referenti o dei volontari vede che c'è un luogo che ha bisogno di essere ripulito, abbiamo tutta la nostra rete di comunicazione e mettiamo insieme questi eventi. Oltre alle pulizie ambientali abbiamo la sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado. Poi abbiamo noi abbiamo un'attività che va per le tartarughe marine, che aiuta le tartarughe marine. Sosteniamo un centro in Salento, a Calimera, un centro di recupero dove raccolgono appunto tante di queste tartarughe marine che o sono ferite o malate, molte a causa dell'ingestione di plastica, ahimè. E quindi noi sosteniamo questo centro. Tutti gli anni abbiamo questa bella cerimonia, diciamo in maggio, simbolica, in cui andiamo a liberare in mare almeno 3 o 4 delle tartarughe che sono state raccolte durante l'anno.
Poi dallo scorso anno abbiamo avviato con il nostro comitato scientifico anche la ricerca sugli effetti. Questa che stiamo conducendo con il San Raffaele di Roma è una ricerca scientifica sugli effetti di micro e nanoplastiche sul cervello umano, per poter uscire, sì, perché questo è ormai sappiamo per certo che non c'è certo, nessun tessuto del nostro corpo che non sia stato impattato. Immune dalla l'invasione plastica. degli ultracorpi di plastica. Esatto, esatto. E poi ultima, ma non ultima, abbiamo questa attività con i comuni, ovvero diamo una mano ai comuni, collaboriamo a stretto contatto con le istituzioni, perché siamo persuasi che anche un movimento che venga dal basso come il nostro, no? Un movimento di cittadinanza attiva, senza una collaborazione con le istituzioni potrebbe andare poco lontano, perché anche noi abbiamo bisogno di supporto da parte delle aziende municipalizzate di raccolta dei rifiuti, perché alla fine di ogni nostro evento intervengono loro per venire a prendere i sacchi della differenziata che noi creiamo. Ma non solo quello, ovviamente anche permessi, insomma una tutela da un certo punto di vista, ma collaborazione stretta con le istituzioni che, devo dire, rispondono a noi molto bene. Ecco, stavo per chiederti appunto, sono sensibili Sì, a questa abbiamo, tematica? Sì. sì, guarda, quest'anno noi abbiamo diciamo diversi livelli di collaborazione. Partiamo con un protocollo d'intesa col comune, che è un documento che suggella un po' questa collaborazione, agevola noi da un punto di vista burocratico e crea questo scambio tra istituzione e terzo settore, cittadini. Il protocollo d'intesa poi può evolvere nella richiesta, nell'istanza da parte del comune interessato a diventare comune plastic free e quindi partecipare, diciamo, a questa nostra gara no, per l'ambiente, per mettersi in gioco e prendere dei provvedimenti e dimostrare quello che sta facendo per essere più sostenibile. I protocolli d'intesa ne abbiamo firmati più di 500, sono 530 mi sembra a oggi, con altrettanti comuni. Quindi 530 comuni coinvolti. Coinvolti con il protocollo, quindi questo grazie all'altro ai nostri volontari, perché sono tutti i referenti che poi prendono il contatto diretto con l'assessore di riferimento, anche col sindaco se il comune non è grande, quindi comunque con il consiglio comunale. E quindi abbiamo questi più di 500 protocolli d'intesa, poi tanti di questi comuni si candidano e quindi fanno la loro, si scarica dal nostro sito queste norme che loro devono... che devono fare. Sì, esatto, loro devono certificare le azioni che noi individuiamo divise per macro aree, no? Contro l'abbandono illecito dei rifiuti, poi ci sono dentro infatti anche fototrappole, ci sono tutto quello che un comune può mettere in campo per la sostenibilità. Devono portare delle prove, chiaramente, devono essere supportate tutte le dichiarazioni di un comune, sono delle scelte multiple, su quello danno dei punti, ma devono essere confortate delle prove, prove fotografiche, documentazione, eccetera, in base ai punti che per ogni domanda, diciamo, per ogni punto, per ogni tema acquisiscono, c'è una graduatoria il premio consta di 1, 2 o 3 tartarughe. Quindi i comuni più virtuosi... invece delle stelle voi adoperate le tartarughe. Noi abbiamo le nostre tartarughe. No, mi ero già immaginata delle tartarughe vive che se ne andavano in giro così per il comune. No, sono delle targhe e una stretta di mano. No, niente tartarughe, quelle le salviamo e basta. Quindi insomma questo è quello che noi facciamo e siamo veramente... Dai, io volevo dopo queste azioni che a volte possono essere di intenti anche del comune, no, e dopo negli anni, cioè il comune che si ripropone più volte, vengono poi, non so,
andate a vedere quello che fanno oppure... Certo, sì, sì, perché no, ti dico, no, certo che andiamo a la vederlo. mia contestazione che avevo scritto, per niente dopo ci siamo Sì, chiamati, era appunto eh, questo premio, riconoscimento, no, che avete dato al comune di sì, Jesolo, quando sì, Jesolo è sì, penultimo nella raccolta differenziata della provincia di sì, Venezia, sì, ultima è sì, Venezia, terzultimo è Caorle, insomma. sì. Non vorrei che questi comuni adoperassero la vostra etichetta anche per fare marketing. No, no. Allora, innanzitutto lo sai che la nostra non è una certificazione, è un Certo, è un riconoscimento. riconoscimento, sì. È un riconoscimento ed è una dichiarazione di intenti sia da parte del comune che da parte nostra di supportarci a vicenda. Cioè il comune in ogni caso si impegna. Poi sicuramente i comuni che tu citi e che pure vengono quest'anno premiati avranno sicuramente, se sono riusciti ad arrivare a quel punteggio, è perché sicuramente la differenziata ha un peso ovviamente all'interno insomma, di tutto il Della questionario, però non valutazione. è l'unica, Mhm. esatto, la valutazione, ma non è l'unico fronte su cui si lavora, quindi sicuramente hanno compensato con un punteggio più alto su altri temi. Sai, io per esempio che sono a Roma e Roma quest'anno è per la prima volta comune plastic free e si sono impegnati tantissimo, cioè noi l'amministrazione, lo dico perché ci vivo e sono volontaria a Roma perché io comunque sono sempre con i miei referenti, i miei volontari che quando organizziamo degli eventi di pulizia andiamo sempre tutti a pulire anche se siamo, diciamo, abbiamo magari qualche carica o cosa, ma questo non vuol dire niente, siamo in ogni caso restiamo dei volontari. Però con l'amministrazione capitolina ci lavoriamo ormai da qualche anno, ormai da 2 anni abbiamo firmato il protocollo d'intesa e quest'anno è arrivato a diventare comune plastic free e loro veramente ci stendono tappeti rossi, perché innanzitutto hanno capito che noi non siamo mai in contrapposizione, non siamo, il nostro ruolo non è quello di far emergere le mancanze del comune, ma di dargli anche una mano con i nostri volontari, con le nostre sensibilizzazioni per migliorare. Quindi Mm. diciamo che Più è che una via. fustigatori, siete No, incentivatori, sì, ok? sì, non si può essere sempre negativi. Tra l'altro anche noi diciamo no alla plastica, però cerchiamo anche quando facciamo le desensibilizzazioni nelle scuole o nelle aziende, sempre di proporre delle alternative, perché la plastica che combattiamo è una plastica che può essere evitata, no? Ah, certo. Cioè l'andare con la propria borsina di tela al Sì, sì. supermercato e prendersi le cose non con 1000 imballaggi e portarsi la borraccia invece che la bottiglietta e cercare di evitare tutto quello che è confezionato con la Sì, plastica. sì, Questo è il packaging. comprare meno plastica, perché alla fine Comprare poi... meno plastica. esatto. Comprare meno plastica, quello è il problema, perché poi la plastica sappiamo che strada prende. Alla fine purtroppo avete visto, no, anche gli articoli usciti adesso sul fallimento del riciclo della plastica in Europa, perché c'è un sacco soprattutto un problema economico, perché dal sud-est asiatico arriva plastica a un Plastica costo molto, vergine ha un molto, costo quasi molto più. metà Ma, della... ma sì, no, no, ma anche con la normativa UE dell'inserimento del 25% di Mm. plastica riciclata all'interno degli imballaggi, la plastica europea costa troppo come raccolta e riciclo, quindi gli impianti chiudono perché viene acquistata da altre parti del mondo dove ce n'è anche lì delle quantità spaventose, spaventose. Il Mm. sud-est asiatico è messo in un modo Poi alcollato. l'altro problema è che comunque riciclare, cioè perché quando si parla di plastica riciclata sembra che così abbiamo risolto il problema, no? E invece no. No, assolutamente no, al di là del fatto che non tutti gli imballaggi di plastica sono riciclabili, bisogna guardare anche il codice che hanno, Certo. quindi veramente è una parte minima, per cui è la riduzione, in realtà la soluzione è la riduzione, Sì. perché è vero, recupero, riciclo, quello che vuoi, ma bisogna ridurre.
bisogna assolutamente ridurre. Quindi È comprarne l'unica. meno per produrne meno. Sì, 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 esatto. Per produrre meno plastica. Certo, io che ho una mente molto semplice e non entro mai, non ho sovrastrutture, quindi anche tutte quelle che sono le dinamiche economiche per me sono molto astruse, però io so che c'è una legge molto semplice di mercato, no? Che la domanda crea l'offerta. Certo. Quindi nel momento in cui un banco pieno di un articolo imballato resta pieno, no? Probabilmente il produttore a un certo punto deciderà che c'è qualche cosa che non va nel suo Certo. prodotto. Cioè io penso che se ognuno di noi facesse un pensiero al giorno di sostenibilità, saremmo già molto molto avanti. E noi li facciamo con la nostra radio e con la nostra mongolfiera, vero Gianluigi? Sì, perché la nostra Pensieri mongolfiera non è di sostenibili. plastica, ma di tela. Di canapa. Una volta si usava la canapa per le barche a vela. Esatto. E, no, interessante poi il discorso, magari lo prenderemo un'altra volta, appunto questo discorso della plastica vergine che costa la metà da parte degli industriali, comprarla dalla Cina o dal Vietnam gli viene a costare molto molto meno che non per comprare la plastica riciclata. Questo è Certo. un altro tema che magari lo prenderemo un po' più avanti. E consigliamo a tutti di non comprare la plastica. Non comprate Eh. l'acqua minerale, compratela in vetro, comprate tutto ciò che trovate in Oppure non vetro. compratela proprio, aprite il Ah, rubinetto. sì. Anche. E che non è facile, cercare di No, comprare meno plastica, perché a volte ti trovi le fette biscottate, apri e trovi il sacchettino, cioè divise 4 a 4 le fette biscottate, quindi la infatti. prossima volta non la compri più e ne compri un'altra marca. Sì, è vero che per esempio, non so, anche per i detersivi adesso ci sono tante alternative perché Sì. ci sono quelli alla spina, per esempio, io ho un negozietto qui a Roma, qua vicino, dove vado con i miei contenitori vecchi e tutte le volte me li riempiono, ma ci sono anche Ci sono tanti anche saponi quelli in polvere solidi, che te li ma fai, che te li certo, prepari a casa e quindi esatto, le alternative ci sono. Bisogna un po' esatto, bisogna un entrare po' un po' entrare, nell'ordine di idee. esatto, e fare Sì, informazione sulle alternative, che sì. da E parte. anche sì, informazioni sulle alternative sono d'accordo. Non so se perché spaventare le persone è brutto, no? Però Però, insomma, però se non le spaventi, mettere in guardia, ecco, forse mettere in sì. No, guardia. vabbè, qua non è questione di spaventare, è questione di informare, perché se nel sangue ci sono le microplastiche, e nel sangue ci sono le microplastiche, non è uno Infatti. spauracchio, no? No, no, è che ormai se le ritrovano anche i bambini che Mm. colpa non hanno, capito? Infatti anche con tutta questa l'educazione che noi stiamo dando ai bambini, un'educazione di sostenibilità, circolarità, insomma di rispetto per l'ambiente, è un po' delle volte viene da dire, certo, gli stiamo mettendo addosso la responsabilità di un problema che gli abbiamo creato noi. Certo, sì, Perché sì. Sì, adesso noi siamo certo. cresciuti senza un pensiero al mondo su questa cosa, perché la Mm. plastica, quando siamo cresciuti noi, era l'invenzione del secolo, Ah beh, sì. oggettivamente. E adesso ci si sta ritorcendo contro, Va purtroppo. bene, potremmo finire mo plan, come dicevano. E mo, era Gino Ah, Bramieri, no? esatto. Sì, me lo ricordo, Mm. sì. Infatti. Va bene, Margherita, grazie mille per No, questa conversazione, così, questa chiacchierata che abbiamo fatto e magari ci sentiamo più avanti appunto per altri sì, io discorsi sulla plastica. Sì, posso fare solo un appello certo, sì, velocissimo, sì, perché è una delle nostre battaglie. Siccome sì. adesso, tra l'altro, la stampa ci ha abbastanza riportato su questa notizia che Venezia ha Ah, emesso sì, è un'ordinanza, il vero, Comune di quella del Venezia, carnevale. Mhm. esatto, Aspetta, contro i eccola coriandoli. qua, c'ho anche l'ordinanza, adesso la metto, c'è il Il comunicato.
Esatto, contro coriandoli in plastica e tutto quello che è appunto, diciamo, materiali per il carnevale di plastica. E poi una volta mi ricordo, sempre per noi, dico, avevamo i coriandoli di carta, non capisco la differenza, ma vabbè, fa niente, nel senso perché non si potesse andare avanti con i coriandoli di carta, debbano essere di plastica per forza, ma vabbè. Però oltre a quello, noi abbiamo una petizione sul rilascio dei palloncini in volo. Ecco qua, metto anche questa. Oh. Perché i palloncini oramai, molto più che nel passato, vengono utilizzati per qualunque occasione, bella o brutta che sia, perfino per i funerali. Ma purtroppo quest'idea così romantica che i palloncini portino in cielo i nostri pensieri, i nostri desideri, in realtà portano solamente distruzione, perché il palloncino vola chilometri, decine, centinaia, a volte migliaia di chilometri e poi ricade e finisce a impattare su un ecosistema. Tantissimi uccelli marini e pesci mangiano E le tartarughe palloncini. stesse. Le tartarughe stesse mangiano i residui dei palloncini perché li scambiano per meduse, che sono il loro cibo preferito. Infatti l'80% delle resti che si trova nello stomaco di tartarughe che muoiono è costituito da quello. E quindi anche lì ci sono modi per celebrare o per festeggiare che non devono per forza essere distruttivi per qualcun altro. Per altre vite, Esatto. perché alla fine sono altre vite. Esatto, quindi anche lì possiamo fare delle scelte belle nello stesso tempo anche più buone, ecco. Un po' di attenzione, non credo che sia Un po' un di gran attenzione. sacrificio per nessuno. No, non credo neanch'io. Infatti, grazie mille. Bene, grazie a te e niente, noi riprendiamo il volo con la nostra mongolfiera e ritorniamo dalle nostre Buon parti. proseguimento. Grazie mille. Ciao Margherita. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao Davide. Arrivederci, dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci, per una volta ancora è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci.
stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci. Arrivederci, Patti Scanfella con noi che ci regala sempre questi brani, queste canzoni interpretate da lei, e quindi con Arrivederci noi torniamo invece, diamo una buona serata a Davide Simonella che è tornato con noi. Ciao Davide, aspetta che accendo il tuo microfono, ecco acceso. Buonasera, è bello Bentornato a ritornare bordo. in radio, insomma, dopo le fatiche della campagna elettorale, ecco. Allora, Davide Simonella è un esponente di Alleanza Verdi Sinistra, ma noi l'abbiamo chiamato perché anche si è occupato, insomma, anche per motivi personali, di aspetti così più giuridici, fra virgolette. L'abbiamo chiamato perché è stato un anno questo firmaiolo, no? Abbiamo messo tutti un sacco di firme in un sacco di petizioni, eccetera, però c'è una raccolta di firme un po' particolare perché è una raccolta a livello europeo. Vuoi spiegarci, Davide, intanto che meccanismo è questo, come funziona? Certo, allora The Left ha lanciato un'iniziativa dei cittadini europei, si chiama, il cui acronimo ICE, insomma, non è il massimo, però è un'iniziativa il cui nome è... Questi tempi. Sì, esatto, però è una cosa completamente diversa rispetto all'acronimo ben più noto, passato alle cronache, insomma, recentemente. Si tratta di appunto un'iniziativa dei cittadini europei, ne sono state fatte diverse nel corso degli anni. Il titolo di questa è Justice for Palestine, giustizia per la Palestina. The Left appunto si è fatto promotore a livello europeo proprio di questa iniziativa, che ha l'ambizioso scopo di raccogliere 1 milione di firme all'interno di cittadini dell'Unione Europea. Ci sono appunto dei limiti, diciamo, dei requisiti da soddisfare. Il primo è che queste iniziative devono essere proposte da almeno 7 cittadini di 7 Paesi membri UE, e c'è un anno di tempo per arrivare a questo 1 milione di firme. Adesso siamo arrivati quasi a 400.000 firme, quindi diciamo già un buon traguardo, anche perché è partita una decina di giorni fa, 10-12 giorni fa, insomma, questa raccolta firme. Ci sono degli standard, dei requisiti da rispettare perché la raccolta firme venga validata. Uno di questi è quello appunto ovviamente che le firme siano reali, e si farà poi un controllo a raccolta ultimata. L'altro è che almeno 7 Paesi membri UE superino un quorum che è fissato, e alcuni Paesi europei hanno già raggiunto questo quorum, diciamo. Ad esempio la Francia è arrivata a raccogliere una cosa come
quasi 180.000 firme, oltre il quorum era fissato a 58.000, l'Italia è arrivata a raccogliere appunto 46.000 firme a fronte delle 54 necessarie per raggiungere il quorum, insomma. Poi ci sono altri paesi, anche la Spagna ha già raggiunto il quorum, insomma. Poi ci sono paesi un po' più avanti, un po' più indietro a seconda dell'attenzione mediatica che ha ricevuto questa proposta e anche della campagna appunto che hanno saputo fare i vari esponenti di The Left nei vari stati membri, insomma. Vuoi ricordare intanto, visto che l'hai nominata varie volte, The Left è l'insieme dei partiti Sì, di sinistra, insomma, al Parlamento del europeo. Parlamento europeo, sì, certo. E hanno stanziato una somma per partire con questa campagna pubblicitaria, che insomma i dati sono consultabili sul sito ufficiale dell'Unione Europea. E cosa comporta questa, oltre alla raccolta firme, insomma, intanto per cosa si fa questa Esatto. raccolta firme, che forse Non l'abbiamo neanche ancora detto. Esatto. Questa raccolta firme serve per andare prima in Commissione europea e poi a relazionare direttamente davanti al Parlamento europeo e per andare a fare delle proposte normative in merito a quello che è l'accordo quadro, che si chiama accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele. Diciamo che The Left e Alleanza Verdi Sinistra, insomma Sinistra Italiana, assieme a altri partiti di sinistra, hanno questa posizione molto importante, abbiamo questa posizione molto importante con la quale ribadiamo che non vogliamo essere complici del genocidio che sta avvenendo in Palestina. E come facciamo a non essere complici se l'Unione Europea è il primo partner commerciale con oltre il 34% delle importazioni che avvengono in Israele e Israele esporta per il 27% in Unione Europea? Cioè questo ci rende di rimando complici. Quello che vogliamo fare noi è appunto andare a rivedere questo accordo commerciale. Questo accordo commerciale, sì, e raggiunto il 1 milione di firme, appunto tutti i requisiti di cui parlavamo prima, la Commissione, i promotori di questa iniziativa andranno a relazionare prima in Commissione e poi in Parlamento, e la Commissione dovrà presentare delle proposte di legge per andare a normare, diciamo, quelli che sono gli aspetti sui quali appunto interviene questa iniziativa. Quindi diciamo che l'idea è quella di provare a far saltare questo accordo commerciale. Sarà molto difficile perché è fatto in questo modo, ci vuole l'unanimità e finora non è stata raggiunta, però crediamo che non sia neanche il caso di lasciare tutta questa situazione in mano ai singoli Stati membri, visto che esiste un'Unione Europea e visto che in questo momento la posizione dell'Unione Europea è quella. Sì, allora quindi allora, è una cosa molto interessante perché è una firma pesante, cioè non è una firma come uno dei tantissimi appelli che abbiamo firmato per 2000 cose, no? Che poi non si sa bene anche, magari arrivano anche a dei decisori che però possono benissimo ignorare quella quantità di firme, anche se a volte alcuni appelli ne hanno raccolte anche tantissime. Ecco, questa sono costretti in pratica, no, gli organi ad affrontare il tema. Sì, appunto, come dicevo prima, la Commissione prima e il Parlamento europeo poi riceveranno i promotori di questa iniziativa e la Commissione dovrà appunto legiferare in merito a questo tema nel momento in cui riusciamo a raggiungere il 1 milione di firme. Ecco. Quindi quando anche non ci fosse comunque l'unanimità, ad ogni modo è un'opera di sensibilizzazione molto forte, insomma, che viene fatta, credo, no? Quindi... Sì, ma poi appunto attraverso anche delle proposte legislative concrete, non è una cosa lasciata nell'etere o solo di principio, è una cosa, un atto concreto che l'Unione Europea si trova a compiere. Nel momento in cui ovviamente si raggiunge il quorum di 1 milione di firme, poi è qualcosa che ha anche un peso, no, su chi poi le decisioni le deve prendere. Certo.
Bene. bene, allora firmiamo. I link già li leggiamo sul trovate, sito sì, il ho già link. messo i link qui sotto sulla descrizione della puntata di oggi, trovate i vari link e cliccate e firmate, insomma, È facilissimo. facilissimo, esatto. E va bene, dopo insomma parleremo un po', abbiamo il solito messaggio, il Poi solito abbiamo, nel senso che sì, purtroppo, ecco, abbiamo alla fine della puntata, come sempre, mandiamo il messaggio da casa di Sami, che sono sempre così drammatici, ma noi insistiamo e speriamo sempre che la settimana dopo sia migliore di quella passata. Va bene, Ecco, Davide, se posso, un ultimo invito che certo, faccio su questo sì, tema qui è di andare a vedere l'11 febbraio un documentario che viene proiettato in contemporanea in molte sale in tutta Italia, che si chiama Disunited Nation e racconta la storia di Francesca Albanese e diciamo la vicenda di Gaza e della Palestina legata un po' a tutti quelli che sono, a tutta quella che sono stati gli eventi che sono accaduti appunto all'interno delle Nazioni Unite e della dichiarazione del genocidio, insomma di tutto quel percorso che ha portato alla dichiarazione appunto del genocidio e dei crimini internazionali che ha compiuto Israele. vabbè, vedo che l'11 febbraio è mercoledì, quindi magari ne possiamo anche ritornare martedì 10 a parlarne, a ricordarlo, no? Certo. certo. Va bene, Va grazie bene, mille Davide. grazie, Grazie a ti voi. facciamo scendere dalla mongolfiera, vai piano, che qua c'è nebbia, e niente, dai, ci sentiamo prima dell'11 di febbraio, va bene? Va bene, grazie, buona A te, serata. ciao, a ciao. tutti, ciao. Tu che mi hai preso il cuore, sarai per me il solo amore. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Te o nessuna mai più ormai per me. Come il sole sei tu lontan da te, e morir d'amore, perché sei tu che m'hai rubato il cuore.
cuore, sarai per me il solo amore. No, 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 non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Te o nessuna mai più ormai per me, come il sole sei tu lontan da te, e morir d'amore, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Tu che mi hai preso il cuore, patti con noi. Adesso torniamo con la nostra mongolfiera, ritorniamo in viaggio a Rossella, andiamo dalla parte opposta dove siamo noi, andiamo nel Golfo di Genova e a Genova troviamo Simone Rutella. Ciao Simone. Ciao, ciao. Buonasera. Allora, il dottor Simone Rutella è un naturalista e l'abbiamo invitato perché abbiamo visto delle cose molto affascinanti su Facebook, dove pubblica delle immagini, dei filmati, dei video registrati con le fototrappole. Quindi per una volta le trappole non sono una cosa brutta. Allora, raccontaci un po' le fototrappole, come sono, come vengono inserite nell'ambiente e come trovate, cioè la posizione, come scegliete la posizione. Allora, sono intanto delle speciali fotocamere che sono provviste di sensore di movimento e di calore, e quindi al passaggio di un animale o di una persona, nel caso dovesse passare, fa scattare la foto in base a come noi tagliamo. Poi nello specifico le impostiamo in diretta video, perché oltre a vedere, oltre a interessarci, diciamo, quali specie sono presenti nel zone dove noi le posizioniamo, quello che ci interessa in realtà di più è proprio vedere i comportamenti che hanno questi animali selvatici. E il bello delle fototrappole è proprio il fatto che funzionino in modo autonomo e che quindi l'uomo non è presente nel bosco in quel momento. Perciò tutti quelli che sono i comportamenti degli animali selvatici rimangono preservati e sono del tutto naturali. Quindi noi piazziamo le fototrappole andando sicuramente a conoscerne quella che è la biologia degli animali, quindi cercando di capire dove secondo noi si sposteranno in base a quelli che sono i comportamenti delle varie specie, e poi ovviamente andando a osservare la presenza di eventuali trafici, come possono ad esempio essere le orme, quindi un animale selvatico ha la propria diversa dalla specie, e poi anche dalla presenza delle fatte, le foto possono dire dove il gatto sarebbe proprio le carte degli animali selvatici, anche quelle diciamo che sono diverse da specie a specie, e in alcune specie sono anche utili per marcare ad esempio un territorio. L'esempio del lupo sono dei veri e propri punti di marcatura, e quindi se noi posizioniamo una fototrappola in un punto di marcatura sappiamo che lì passeranno frequentemente i lupi a marcare. Ascolta Simone, ma allora, appunto, come diceva Gianluigi prima, va bene, allora se hai questo punto di marcatura, quello è un posto dove ci sta bene una fototrappola, no? Altrimenti come, in base a che cosa, o si fanno delle prove? Beh, sicuramente delle prove sono sempre da fare, soprattutto se si mette la fototrappola in una zona nuova. Però in base appunto, come dicevo prima, alla biologia dell'animale, intanto ci sono i sentierini, anche fuori dal sentiero si possono notare dei sentierini battuti frequentemente degli animali, cioè si vede proprio come ci sia l'erba comunque spostata all'interno di quest'erba, ci siano comunque dei segni di passaggio frequente, e quindi anche lì, mettendo una fototrappola in quei sentierini che sono battuti dagli animali, sappiamo che ovviamente di lì passerà qualcosa. E poi ad esempio possiamo mettere delle fototrappole se vediamo anche delle tracce, dei segni ad esempio di
riposo, i caprioli, che sono dei ruminanti, vanno diciamo a masticare il cibo non digerito andando nel bosco delle zone appunto cosiddette di riposo. Quindi noi vediamo proprio delle depressioni nel terreno che sono causate da questo passaggio di riposo. Quindi ecco, ci sono tanti aspetti da dover osservare, ovviamente Ascolta, la macchina è, cioè le immagini che io ho trovato è sempre un po' curiosa, no? La macchina fotografica o camera, no? È un po' mimetizzata, sembra una corticcia. sì, sicuramente hanno dei colori mimetici, non essere osservate soprattutto dalle persone che ormai non si sentono magari quando vuole sappiamo diciamo raccogliere dati da poco, però non si trovano nelle fotografiche, si trovano persone che magari o le vogliono rimuovere C'è un venuto adesso un problema di privacy, cioè dovete avvisare oppure no che c'è una macchina che riprende? Assolutamente sì, le persone che purtroppo non fanno, iniziato circa 6 anni fa, avevo iniziato io, magari questa pratica vista, anche perché le fotografiche non stavano ristrettamente. Ora ormai bassi e quindi comprai rispetto alla privacy, quindi parlando di questo cibo bisogna segnalare mettere dei cartelli che appunto facciano capire alle persone che stanno percorrendo un eventuale sentiero dove noi le abbiamo posizionate che lì ci sono delle fototrappole e che quindi se continueranno il loro tragitto verranno ripresi. Ovviamente le immagini delle persone nel momento in cui si vanno a scaricare i dati vanno immediatamente cancellate, cioè noi quando abbiamo i video dobbiamo cancellare tutto ciò che riguardano le persone e ovviamente tenere solo quello che ci interessa, che sono gli animali. Quindi in una zona demaniale, in una zona pubblica, i cartelli vanno sempre messi. In presenza di proprietà private, perché molti boschi sono privati, bisogna contattare e chiedere il permesso al proprietario del bosco. E anche lì, ovviamente, se il bosco, anche se è proprietà privata, è comunque non recintato e quindi passano terze persone, anche lì i cartelli ovviamente ci vanno. Anche se il proprietario sono io, se il terreno non è recintato, quindi passano altre persone, il cartello ci va sempre. L'unico aspetto in cui il cartello può anche non essere affisso è se la zona mia privata è recintata e quindi ci accedo solo io, a quel punto il cartello ovviamente può anche non essere utilizzato. Noi del nostro canto siamo andati anche a parlare nelle caserme forestali per ovviamente anche chiedere consigli e per farci conoscere e appunto dare la posizione delle nostre fototrappole appunto agli enti preposti, che poi sono loro che ci hanno consigliato appunto come fare i cartelli e tutto il resto. Quindi consigliamo a chi fa fototrappolaggio di mettere la cartellonistica, anche perché le riviste sono veramente molto salate e sono anche un'attività spiegata. C'è anche la possibilità di essere collegato con la fototrappola, cioè tramite una webcam e poi collegarla su altre piattaforme. Sì, ci sono alcune persone che lo fanno, sono delle fototrappole ovviamente appunto la connessione di internet, ci sono alcuni che funzionano con il cellulare, con delle SIM, c'è la possibilità per registrare su ripresa continua della fototrappola, in quel caso si può fare una cosa del genere all'interno della privata o all'interno di ad esempio che ne so, cassette video per gli uccelli. Sì, che sono
per me con un ragno. No, io invece volevo sapere, beh, intanto che cosa mi ha permesso di scoprire ovviamente più o meno tutte le 60 sono gli animali, però insomma vedo che ci sono un sacco di cose in questo sistema. O ci sono state anche delle scoperte, cose che non mi aspettavo. Allora, diciamo che noi operiamo nel posto della Liguria, diciamo che la Liguria è una delle regioni in Italia concettualmente tra le più boscate d'Italia, quindi abbiamo un grande tasso di specie, un grande tasso di diversità. Diciamo che le specie appunto sono quelle classiche, gli ungulati selvatici, rappresentati dal capriolo, daino, cervo e cinghiale, i lupi e poi ovviamente gli altri animali quali le volpi, abbiamo ripreso l'istrice, abbiamo ripreso il tasso, la faina, la puzzola, la martora, il gufo reale anche, e poi anche il gatto selvatico, quindi un animale abbastanza elusivo e un animale difficile anche da riprendere con le fototrappole. Quindi la sorpresa maggiore potrebbe essere appunto questa specie qua, e poi anche la presenza del cervo in alcune zone dove non pensavamo appunto ci fosse, invece ci sono dei veri e propri nuclei qui in Liguria dove sono presenti maschi, femmine, si riproducono, quindi proprio comunque dei nuclei stabili. Ovviamente vedere un animale selvatico dal vivo non è facile perché comunque ci sentono con i loro sensi, con diciamo appunto tutti i loro sensi più sviluppati rispetto ai nostri, però con la fototrappola, appunto, come dicevo prima, non essendoci l'uomo in quel momento, gli animali passano tranquilli e quindi noi possiamo constatare la presenza di determinate specie che poi possono essere più o meno elevate in base alla zona. E poi ti volevo chiedere, prima dicevi che gli animali non se ne accorgono, però ho visto vari video con per esempio l'orso che si avvicina, guarda dritto in camera, sembra un'attrice di quelle, e poi magari gli dà una manata, tipo, insomma, non disturbate. Ecco, questa è la mia zona. Sì, certamente gli animali sentono che comunque c'è qualcosa di strano, perché ovviamente sono fotocamere che si attaccano alle cortecce degli alberi tramite delle cinghie. Quindi magari anche lì, se un animale è solito passare sempre da quelle parti, se c'è un qualcosa di nuovo se ne accorge. Diciamo che sono casi abbastanza limite, nel senso che non sempre questo avviene, a volte vengono caricati questi video proprio perché sono, tra virgolette, divertenti o sono un po' goliardici da questo punto di vista, però nella maggior parte dei dati che abbiamo, nella maggior parte dei casi appunto gli animali non se ne accorgono. Ci sono dei casi in cui sì, si possono avvicinare, ad esempio diciamo per nostra esperienza un lupo ha morso la nostra fototrappola, o in un ultimo video che abbiamo messo c'è un gruppo di cinghiali che si sono appassionati al dispositivo e hanno cominciato ad annusarla, tra l'altro l'hanno anche danneggiata perché hanno dei canini che non scherzano e quindi un po' me l'hanno rigata, per fortuna funziona lo stesso. E poi vabbè, ovviamente come dicevo prima, qualche odore lo possono sentire che magari lasciamo noi quando andiamo a cambiare le pile o a scaricare i dati, però ci sono anche fototrappole che quando registrano magari di notte, ok, che quindi registrano con gli infrarossi, possono emettere un rumore perché va davanti all'obiettivo un filtro che permette la registrazione nelle ore notturne e quindi fa una sorta di clac, fa un rumore. Quindi ovviamente gli animali potrebbero sentirlo. Non tutte le fototrappole lo fanno, però alcune sì. Comunque, vabbè, insomma, una cosa divertente, innocente, innocua, non fa male a nessuno, per Certo. osservare gli animali, no? Sì, la cosa che ecco, ci tengo a precisare, soprattutto perché il fototrappolaggio è una pratica che si è già espansa, ma si sta espandendo sempre di più tra le persone, è quella di assolutamente non attirare mai gli animali davanti alla fototrappola con cibo o attrattivi vari. Cioè è la cosa più sbagliata da fare e molte persone lo fanno per raggiungere i risultati in modo più veloce,
però sono cose che non vanno assolutamente fatte. Uno, perché si vanno a cambiare comunque i comportamenti degli animali, che poi è quello che a noi interessa, e due, perché è una cosa veramente poco etica e il cibo che noi forniamo agli animali selvatici, nella stragrande maggioranza dei casi, gli fa anche male. Quindi, oltre al fototrappolaggio, questo è un discorso che si estende anche poi ulteriormente, non bisogna proprio mai dare da mangiare agli animali selvatici, non ne hanno bisogno, non hanno bisogno di noi che gli diamo una mano, sono animali che sono perfettamente in grado di badare da loro stessi e a cacciare i propri animali o a mangiare quello che trovano in natura. E dare da mangiare a un animale è la cosa peggiore che si possa fare dopo appunto ucciderli, perché un animale che poi si abitua all'uomo, si abitua a ricevere il cibo dall'uomo, perde la paura nei confronti dell'uomo, e questo è un grandissimo problema per un selvatico che lo porta a innumerevoli rischi che poi lo portano inesorabilmente alla morte. Quindi, Io volevo un ok, attimino, chiarissimo. perché mi hanno detto che c'era la musica di sottofondo un po' altina sul video che ho inserito, quello che mi avete mandato. Volevo un attimo riprendere appunto, ripetere un attimino appunto il discorso delle macchine, e quanto costano, come vengono inserite, e la difficoltà appunto di dove inserire, in che passaggi mettere la macchina, anche se lo ripetiamo perché mi hanno detto, ho visto un paio di messaggi che non si è sentito tanto. Ok, certo. Allora, le fototrappole, quando ho iniziato io 6 anni fa, avevano un costo maggiore rispetto ad oggi, e ancora prima, tipo 10-15 anni fa, ancora di più. Un tempo per una fototrappola, ovviamente di queste nuove che funzionano in modo digitale, bisognava spendere sui 150 euro minimo, e avevano anche una qualità molto bassa rispetto a quelle di oggi. Oggi su internet con 30 euro se ne Ah, addirittura. trovano con una qualità. Ah. Sì, 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 ormai a partire da 30-40 euro ci si porta a casa una fototrappola che ha anche una qualità di tutto rispetto rispetto a quelle che appunto si vendevano anni fa. È per questo che poi il fototrappolaggio si è anche un po' Ah, ok. espanso E la sua tra le carica, la persone. sua durata cioè non ci sono problemi, vanno anche perché si azionano quando c'è il movimento, quindi no. Sì, certamente come energia Ah, consumano poco, perché esattamente si attivano quando passa l'animale, e nel momento in cui non passa nulla sono praticamente in stand-by. E poi dipende un po' da quella che è l'alimentazione, perché poi negli anni sono uscite nuove tecnologie. Da prima si utilizzavano le pile classiche, che quindi ci danno un'autonomia di circa 2 mesi, 2 o 3 mesi, poi ah, dipende da quanti video la fototrappola fa. Ma adesso ci sono nuove tecnologie, che sono quelle che noi utilizziamo maggiormente, che sono le fototrappole che presentano un pannello solare integrato, e ah. quindi la batteria è praticamente infinita, perché non serve neanche la luce solare diretta sul pannello, basta proprio la luce del giorno, e queste fototrappole si ricaricano una batteria interna, e quindi la batteria è praticamente infinita. Ascolta, vedevo il filmato appunto, per la notte. Emette qualche luce oppure no? Perché vedevo il riflesso degli occhi degli animali che si accendevano, insomma. È una luce invisibile, nel senso Ah, che è una luce infrarossi, quindi noi non la vediamo. Se noi ci mettessimo nel bosco, non riusciremo a vedere questo bagliore, ma lo vede l'obiettivo della fototrappola. L'obiettivo della fototrappola, con quel filtro che vi dicevo prima, nel momento in cui fanno le riprese notturne, la fototrappola capta questa luce infrarossa e noi la vediamo come se fosse un faretto all'interno del video. In realtà, se noi ci trovassimo lì, non vedremo assolutamente nulla, ci sarebbe il buio più totale. Quindi questo per le fototrappole che registrano in bianco e nero. Ci sono delle fototrappole invece che utilizzano proprio dei veri e propri flash, e che quindi realizzano video e foto di notte a colori, però in quel caso sono proprio delle luci, dei faretti che si accendono, e quello ovviamente causa più disturbo perché sono più visibili dagli animali.
Ok, interessante. Ascolta, abbiamo visto che fai un corso in febbraio, vuoi presentarlo Sì. un attimo? Sì, allora io saltuariamente ho iniziato a fare questi corsi online sulla piattaforma Zoom, che poi appunto pubblicizzo sulle mie pagine, e ne avevo fatto uno 2 mesi fa e adesso ne ripropongo appunto un altro in febbraio, precisamente l'11 e il 12 dalle ore 20 alle ore 22, quindi sono 4 ore di lezione, sono online. Quindi dove mostrerò tutte le caratteristiche delle fototrappole. La prima lezione, diciamo, dell'11 sarà indirizzata più su cosa sono le fototrappole, quali acquistare, quindi farò tutta una carrellata di caratteristiche importanti da tenere a mente per l'acquisto, e farò vedere vari modelli e varie, diciamo, tecnologie, perché poi ne sono uscite tantissime in questi anni. E poi ci sarà invece la seconda lezione, che è quella che reputo più interessante, che è quella relativa proprio alla una cosa più pratica, cioè come piazzarle, come andare a decidere il punto di posizionamento, come poi posizionarle una volta che si è, diciamo, deciso dove metterla, perché poi ovviamente si sceglie l'albero in base anche all'inquadratura, e poi bisogna anche decidere magari l'altezza di dove piazzare la fototrappola. Sì, l'angolatura anche, no? Caratteristiche. L'angolatura Esatto. dell'obiettivo, perché sennò c'è il rischio che inquadri tutta un'altra cosa. Certamente sì, poi ovviamente si devono fare delle prove e vedere dove sta riprendendo, ovviamente non è che si può piazzare la fototrappola lì, chiuderla e poi se ne va, però anche in base alla specie che si vuole riprendere. Un conto è se io voglio riprendere un cervo, che è un animale molto grande, allora cercherò di metterla un pochino più in alto sul tronco. Se voglio riprendere un animale piccolo, come ad esempio una faglina, un riccio, è logico che io devo metterla in una posizione più bassa, anche per osservare meglio l'animale in sé e tutti i caratteri. Poi vabbè, io prediligo di più mettere le fototrappole più basse nel tronco, perché secondo me vengono dei video molto più belli, perché si vedono proprio le caratteristiche degli animali. Mettere una fototrappola troppo in alto, secondo me, rende meno. Sì, fa un po' documentario forse, no? Un po' così. Sì, fa più videocamera da sorveglianza. Sì, esatto, sì. È vero, è vero, è vero. Vabbè, interessante Sì. questo mondo. Sì, il Ecco. manifestino l'ho messo così si possono leggere tutti, ci sono anche i dati del corso. E niente, è interessante questa possibilità. Cioè, uno può mettere anche la fototrappola sul balcone di casa, tanto per, no, se O in magari o in giardino, per esempio, per giardino, vedere se anche il per gatto vedere. dei vicini viene a fare la posta agli uccellini, per esempio. Certo, sempre nel limite della privacy, nel senso che sì, se ovviamente il giardino è nostro e la fototrappola non riprende all'esterno, si può mettere. Certo. Nel momento in cui riprende all'esterno terze persone, serve ovviamente un cartello che attesti che lì c'è un dispositivo di videosorveglianza. Quello sì. Va bene, grazie mille. Grazie dottor Simone. Rutella, Grazie a voi. E buon fototrappolaggio. Grazie. E buone scoperte. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Notte di festa che spuma nel giorno, mi trovai ad un tratto dentro un doppio sogno. Tutto sembrava possibile da quel momento. Passione, indifferenza, dolcezza e crudeltà. Questo che solitamente succede
se c'è un filo che lega due uomini a una donna, io li tenevo distanti, ma sempre al mio fianco. Uno era negli occhi, l'altro era dentro di me. Vita improvvisamente smarrita, sfuggita di mano, spaurita nel carnevale, ma tornerai domani. Vita, tu scusami se ti ho tradita con un'altra vita, se ci è concesso sbagliare è solo per causa d'amore. Una vertigine nuova e leggera, ed il primo bacio durò una notte intera. La felicità si racconta sempre male, perché non ha parole, si consuma mentre se ne va. Improvvisamente smarrita, sfuggita di mano, spaurita nel carnevale, ma tornerai domani. Vita, tu scusami se ti ho tradita con un'altra vita, e se ci è concesso sbagliare è solo per causa d'amore. Se ci è concesso sbagliare è solo per causa d'amore. Per causa d'amore, Patti, abbiamo ascoltato l'ultimo, forse il penultimo suo brano. E ora passiamo, no, Rossella, oggi è la giornata della memoria, il 27 di gennaio, ma noi vogliamo fare la giornata della memoria pensando alla gente di Gaza, anche alla Palestina, sì. Ah, aspetta, Rossella, avevi il microfono spento. Oggi c'è il problema dell'audio. Ecco qua, adesso sei accesa. Sì, grazie, è una bella notizia che sono accesa, sono contenta. Mi dà un pizzicotto, effettivamente sì, mi sembra di essere viva. E, no, dicevamo che adesso sentiamo il consueto messaggio di Sami da Gaza e Gian stava dicendo è la giornata della memoria, ma noi vogliamo ricordare anche Gaza e la Palestina. E che appunto è di ieri la notizia abbastanza surreale di due carabinieri italiani che erano in perlustrazione vicino a Ramallah, quindi una zona che in teoria è completamente sotto il controllo palestinese, secondo accordi che sono stati violati 50 milioni di volte. E erano in perlustrazione per controllare, insomma, perché c'era poi una delegazione di ambasciatori che andava in visita e un riservista in abiti borghesi li ha affrontati
li ha minacciati col fucile, li ha costretti a mettersi in ginocchio. Adesso questa cosa viene negata perché è molto brutta, al di là del fatto che erano carabinieri, ma voglio dire. E questo è in Cisgiordania e non è a Gaza, dove peraltro anche lì le violenze sono purtroppo quotidiane. Ecco, a Gaza le cose per il momento sono pessime, come da ormai 2 anni e mezzo a questa parte. Il famoso valico di Rafah, che è quello, l'unico valico con un paese che non sia Israele, quindi che con è l'Egitto, l'Egitto, che si trova a sud doveva del... essere aperto dall'inizio della tregua, quindi ormai cosa sono passati 3 mesi, non è ancora stato aperto. Il motivo era che non tutti i corpi degli ostaggi erano stati restituiti, adesso sono stati restituiti, continua a essere chiuso. Questo vuol dire, chiuso vuol dire che le persone non possono uscire per andare a fare cure oncologiche, a studiare se hanno vinto magari qualche borsa di studio, a trovare qualche parente morente o a qualche funerale, non possono fare niente e ovviamente non entrano, continuano ad entrare le merci, i beni di prima necessità, le medicine e le cose per scaldarsi, il gas e la legna, il cibo. E continuano a morire bambini di freddo, anche ieri una bambina di 12 giorni, e credo che questo ce l'abbiamo tutti sulla coscienza. Scusate se dico ste robe, ma vabbè, mi fermo qua. Va bene, ascoltiamoci allora il messaggio di questo pomeriggio di Sami Abu Omar. Dovrebbe partire. E qui la situazione a Gaza non è per il migliore dopo quasi 110 giorni di cessate il fuoco, le cose non sono migliorate per niente, anzi ci sono continuati i bombardamenti, l'uccisione delle persone, soprattutto vicino alla zona cosiddetta gialla. Poi ci sono praticamente il freddo che sta ammazzando delle persone, finora sono stati morti più di 16 bambini praticamente per causa del freddo. Situazione gravissima perché non sta entrando niente materiale di riscaldamento, nemmeno il carburante, nemmeno gas in cucina. Un'altra cosa importante, mancano le medicine perché non stanno facendo entrare. E oggi si parlava dell'apertura di Rafah, però è stato rimandato tutto. Cosa vuol dire da noi Rafah? L'apertura di Rafah vuol dire da noi praticamente, e sarebbe un polmone dalla casa che possiamo praticamente, perché ti fa uscire, entrare, ti fai sperare almeno che la gente possano uscire, perché ci sono lista di più di 20.000 malati che devono essere evacuati per la cura. Ci sono molti studenti, praticamente hanno il permesso di studio, ce l'hanno anche borse di studio all'estero, che stanno aspettando da 2 anni per uscire. Poi ci sono praticamente altre famiglie che hanno un ragionamento familiare, che devono andare a trovare i loro cari, sia mariti, mogli, figli, padri, tutto quanto. Speriamo che l'apertura sarà meglio. Ieri è stata trovata l'ultimo cadavere di quel soldato israeliano, così Israele non ce l'ha più una scusa per rimanere chiuso tutto, però loro non fanno niente e le cose rimangono come sono, e niente apertura e niente praticamente andamento del migliore per la condizione della vita, e i materiali della costruzione non stanno entrando, è tutto fermo, è una situazione molto grave e noi qui a Gaza soffriamo il freddo, soffriamo anche la fame e la mancanza delle medicine, tutto quanto una disgrazia dopo l'altra. Questa è la situazione che viviamo qui a Gaza. Ecco qua, abbiamo sentito Sami Abu Omar.
E niente, siamo sempre lì. Mm, devi dire qualcos'altro, Rossella? No, ti vedo. Cosa? No, dico, ti vedo impietrita, non c'è più mai. Sono impietrita, sì, Esatto. e non so come facciamo a sopportare questa cosa così, come se ormai facesse parte della normalità. Sì. E se ne parla anche pochissimo sui media, purtroppo, e questo lo Ultimamente sì, trovo, anche perché ci sono sì, sono circa 500 i morti lo stesso fatti da quando c'è stato il blocco, no? Da quando ci dovrebbe essere stata la sì, pace, sì, la sì, la tregua, tregua. sì, sì. Bene, io andrei al prossimo brano prima di chiudere di Patti che ci canta Tosca. Mettiamoci una pietra su, del conto facciamo a metà, in tasca rimpianti, silenzi distanti e chissà. Dovevi adorarmi di più, io forse non ho ammesso mai che dentro di me c'è una casa che ti aspetterà. La bocca oggi ti dice addio, ma il cuore sa meglio di me che quello che ti dico io è un ti amo al rovescio e ti voglio lo stesso. Il giorno che maledirai le strade che hai speso con me, sarà quello il giorno in cui più abiterò dentro te. Ah, 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 domani io ti scorderò, domani non avrò pietà, ma oggi io resto sospesa, diviso a metà. Dovevo capirlo da me, che il tempo fa cenere del foglio dove hai scritto al cielo la tua verità. La bocca oggi ti dice addio, ma il cuore sa meglio di me che quello che ti dico io è un ti amo al rovescio e ti voglio lo stesso. Mettiamoci una pietra su, del conto facciamo a metà. Inizia da adesso la vita che ci aspetterà. Ah, 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 Eccoci qua nuovamente. Allora, niente, siamo arrivati alla conclusione. Io volevo mostrare, visto che ne parliamo sempre, no, alla fine, cioè, ormai è diventata, cioè, una prassi che spieghiamo il francobollo di questa settimana.